volevo chiedere appunto ad Andrea Franceschi se la visibilità che il territorio di Cortina ha ricevuto, ha acquisito tramite l'evento sportivo dei mondiali di sci di questo inverno ha avuto anche un riscontro in termini di maggiori volumi e maggiori flussi, secondo la vostra esperienza. Ma diciamo che gli eventi sportivi hanno di solito una doppia finalità. Da un lato sono un po' un volano di sviluppo infrastrutturale sia sul settore privato sia sul settore pubblico. Devo dire che i mondiali hanno portato comunque un rinnovamento grazie anche a alcune leggi ad hoc proprio per la parte alberghiera e la parte degli impianti di risalita. L'altro aspetto è che comunque ti permettono di avere una visibilità, diventa in sostanza un'operazione di marketing che sicuramente è utile, soprattutto perché io credo che anche Cortina, che sicuramente è un marchio forte, molto conosciuto in Italia, a volte tende magari a guardarsi un po' l'ombelico. Non sempre la notorietà che noi crediamo che ci sia o che effettivamente c'è verso la clientela italiana poi è la stessa che c'è verso la clientela internazionale. Questo lo dico anche per esperienza, avendo girato parecchio all'estero. Quindi avere la possibilità di mandare delle cartoline, abbiamo avuto la fortuna di avere giornate belle durante i mondiali con tanta neve, anche se poi al di là degli atleti ovviamente la località non aveva ospiti per i noti motivi, comunque ci ha permesso di rimetterci sulla mappa di un turismo internazionale anche molto targetizzato sul prodotto montagna. Credo poi che il mondiale sia stato anche fondamentale comunque per consentire al presidente Zaia di candidare Cortina per le Olimpiadi del 2026, che poi sono state appunto assegnate in combinazione con Milano, e questo fa sì che in questo momento a Cortina ci sia una forte dinamicità, e lo dico anche e soprattutto sul settore turistico alberghiero. Sono arrivati, non c'erano mai stati prima, fondi di investimento che stanno acquistando parecchi alberghi, e anche le catene che avevano sempre, dico, snobbato, comunque non avevano considerato la località interessante, e ci stanno arrivando dal gruppo Merio, Radisson, Falkenstein, Airbnb, insomma questo contribuisce sicuramente a un dinamismo che fa bene alla località, perché alzando l'offerta, alzando il livello medio, comunque ne beneficiamo un po' tutti direttamente o indirettamente. Quindi credo che abbiamo davanti altri 5 anni almeno di forte sviluppo e di forte ripresa.